Una 2 giorni dedicata al futuro della specialità regionale tra esigenze unitarie di istanze autonomistiche, con particolare sguardo rivolto alla Sicilia. Il convegno di studi programmato ad Agrigento nella sede del CUPA per avviare una riflessione sulle autonomie differenziate dopo l'esito del referendum costituzionale che è stato bocciato. A promuovere l'iniziativa il presidente del CDA del Consorzio Universitario di Agrigento, Gaetano Armao. Il senso di farlo ad Agrigento è molto importante, in una provincia che tanto ha dato all'autonomia siciliana. Tanti padri dello statuto venivano da Agrigento e hanno elaborato ad Agrigento il loro contributo. Da Agrigento parte un messaggio all'intero paese: si può rivedere l'autonomia speciale, si può estendere l'autonomia speciale come stanno facendo il Veneto, la Lombardia, l'Emilia Romagna, che vogliono diventare speciali. Quindi è un tema assolutamente aperto, abbiamo studiosi da tutta Italia presenti oggi ad Agrigento, è un modo di dimostrare che il consorzio universitario riparte davvero. Dopo 70 anni quanto è importante rivedere, ristrutturare e rilanciare la specialità regionale anche in un momento di grande difficoltà, in un momento in cui l'Europa ha un ruolo preminente? Senza specialità non andiamo da nessuna parte, non c'è isola del Mediterraneo grande quanto la Sicilia, o non c'è isola d'Europa che non sia uno Stato o una regione a autonomia speciale. Quindi ci riconnettiamo ai temi europei, ci riconnettiamo ai temi nazionali. Il problema è che la specialità è come il martello, va utilizzata bene, perché se utilizzata male fa del male a chi la dovrebbe utilizzare. E da un probabile candidato alla presidenza della regione, Gaetano Armao, ad un ex presidente della regione, Angelo Capodicasa, che ha partecipato al convegno. L'autonomia io lo considero un valore fondante del costituzionalismo italiano e anche dell'identità della nostra regione. Le ragioni che l'hanno determinata, a mio avviso, in buona misura permangono tuttora, anche se dopo 70 anni di vita si sente la necessità di un ripensamento dello statuto. Ancora oggi permane l'esigenza di mettere mano all'autonomia per modificarne alcuni contenuti, per dare a questa regione lo strumento necessario al proprio sviluppo. Relatori qualificati hanno offerto il loro contributo alla 2 giorni, come Gianmario De Muro dell'Università di Cagliari, il quale ha posto l'accento sulle autonomie differenziate. L'elemento che tiene insieme, mi viene a dire, la specialità del nord, che è soprattutto tenuta insieme dalla lingua, dalle differenze delle lingue, e la specialità del sud con le 2 isole, è sempre un'idea di una autonomia che è stata fortemente voluta da coloro che l'hanno, come dire, portata e combattuta. Per noi l'autonomia speciale è un elemento che tiene insieme la diversità in tutta la Repubblica Italiana.